Il AGOV è il servetsch d'autentificaziun dallas autoritads svizras. Se tracta di una procedura d'access per las facentas administrativas in Svizzera che possibilitescha als utilisaders et allas utilisadras finales da eleger dentro differentes identitats electronicas. Per l'identitad nativa AGOV e l'identitad electronica futura del Stati Svizzer vengono ulteriores identitats dallas autoritads cantonalas ni del sector dallas scolas autas svizzeras messas a disposiziun. L'introduzione da AGOV con identitats electronicas nativas encaiva il janer 2024. Quei video presenta il cas d'applicazione ils pli importants e il AGOV ord perspectiva dels utilisaders e dallas utilisadras finales. Ils sbots che vengono mussai Quei ein per engles. In agada che il servetsch AGOV ha introduzius, hai AGOV disponibels per engles ed era els auters lungats ufficials. Il cas d'applicazione il pli frequente il AGOV hai il access ad in app da web ni da mobile di una autoritad. Per fa quai, clumais vus l'applicazione ufficiale e cliccais in login. Per la procedura d'annunzia, maina l'applicazione vus, respektivamain vies navigatur, a moda automatica tier AGOV, nua che vus podais selectar in a metoda d'annunzia. In quei video contemplai nus l'annunzia con un'identità nativa AGOV. Las ulteriores metodes d'annunzia e l'annunzia con la EID Svizzera Federale vengono declaradas in un ulterior video sciglaiti scoelas ein disponibles. Contemplai nus pia l'annunzia con un'identità nativa AGOV. Co vus survegnis in Natala, mussai nus splittar del video. L'annunzia con l'identità nativa AGOV succeda senza una registraziun vida vias apparat de lavur, pia senza un utilizzatur e senza plait clav. Quai è possibile per quai che vostra identità AGOV è collegiata con vias smartphone. Scigli è bo possibile da duvrar in smartphone, ponens duvrar sco alternativa token USB ni NFC FIDO. Quell'alternativa ven bo descritta pli da tier in quei video. Il smartphone ven duvraus per digitalizzare il code QR degli AGOV sul visur degli apparat da lavur. Se vus avais fatto gli access sull'applicazione ufficiale del browser del smartphone, l'ura scroda quei pass. Suenter che via smartphone ha riconosciuto vus a moda biometrica sco possessur ni possessura, compara in messaggi d'annunzia che vus savais acceptar ni refusar. Suenter che vus avais acceptau, maina AGOV an avos vus e l'applicazione dallas autoritads originara nua che l'access ai succedius. La procedura d'annunzia consiste pia dil suandons pass. Clamarsi l'applicazione dallas autoritads, eleger il login, se necessari digitalizzare il code QR e sil suenter acceptar il messaggi da push. E già essas vus s'annunziai. Ossa mirai nus in detail co vus survegnis in identitat AGOV. Per fa quai, stuais vus mena atras in autoregistraziun. Sco emprem cliccais vus sil nuv register. Vus vegnis sil suenter spedivi in avanti il process de registraziun. All'enciata del process vegnis vus informai davart las funcziuns d'ina identitat AGOV. Suenter in clicks in Get Started, vegnis vus supplicai da endatar vossa adressa de mail. Suenter che vus avais endatau l'adressa de mail, vein in code de verificaziun termessa quell'adressa. Quai code de verificaziun endatais vus el proxim pass. Con endatar il code confirmais vus che vus avais access a quai conto da e-mail. Ossa vegnis vus supplicai da endatar vossas personalias. Sco proxim sto vossa identitat AGOV vegni collegiata con in ascinum nau factur d'access era en conoscent sco credential. Dus facturs d'access statan a disposiziun. La AGOV Access app per iOS ed Android sco era tokens FIDO. Lain mira in detail l'emprema possibla dat. Suenter che vus avais cargau giù la app gratuita e gli Apple Store ni e il Google Play Store, collegiais vus l'app
con digitalisar il code QR. Ina colligaziun funziona mo, se via smartphone riconosce vus a moda biometrica sco possessur ni possessura. Il è possibile da dar in num al factor d'access per saber distinguer d'enter pliers. Vossa identitad AGOV è ossa pronta per venir utilizzata. E il AGOV è possibile da migliorare la qualità da vossa identitad AGOV con scia controllare vossa carta de legitimazione con dia ufficiale. Quei è possibile tras in telefonat de video, ni tier con l'uvres e con l'uvreras della posta svizzera, sco era tier spurtells e leggi tier certs cantuns. L'ain dar inegliada tier la controlla de legitimazione tier la posta svizzera. Se vus vulais acceder in applicaziun che pretenda una alta qualità di identità AGOV sin base di una controlla de legitimazione precedenta, Maina AGOV vus, se necessari, automaticamente il processo da step-up. La controlla de legitimazione va la ciunons piglientir ecosystem AGOV. Ascia vegn vossa carta de legitimazione con dia controllada. Suenter che vus avais cliccaus in Get Started, venis vus manai tiella elezione delle metodes per verificare l'identità. Per la controlla de legitimazione, tras la posta svizzera, elegis vus Postal Identification. Ascia elegis vus la controlla de legitimazione tier vus agli casa. Sur dils differents pas el process venis vus os informai anticipadamain. En in prem pas stuais vus endatar las datas personales che ston veni controlladas. Quellas ston constar a moda exacta con vossa carta de legitimazione con dia ufficiala. Ultra da quai, stuais vus indicar vies numero dell'AVS, sco era vies lug de nascienza. Il numero AVS vein validaus tras l'interfaccia UCC. Ossa endatais vus vies numero de telefonin perché la posta svizzera sappi comunicar il termin per la controlla de legitimazione. Per il process dell'examinazione d'identità vein duvrau una carta de legitimazione con dia. Vus savais eleger d'interpass, carta d'identità ed ulteriors documents ufficials. La lista actuala culs documents admess anflais vus in agov.ch. Per la verificazione dell'identità ai side il reminent era necessari di indicar vossa adressa actuala. Vus savais ossa indatar vossa adressa privata, controllar ella sil visur e da liber ella. E da libera il factur AGOV login pia per exempel tras l'app d'access AGOV. Suenter in preannunzia della posta svizzera, execuescia in conluvrera della posta la verificazione dell'identità con vus personalmein. Per las verificaziuns d'identità d'alta qualità existe il AGOV in una verificazione pli sempla. Tier quella survenis vus mo in code de diever unic per posta. Quai ai bo in a verificazione d'identità, mo bain in a verificazione da consegnabla dat. AGOV porgia pia divers livells da qualità da sias identitats. Nus discurin dat AGOV AQ, quai munta AGOV Authentication Quality. AGOV AQ100 corrisponda alla qualità la pli bassa. Ella ven contongida automaticamente tras l'autoregistraziun all'enciata senza ulterioras fases da migliorare la qualità. Se vus schais metter in a brev con in code a diever unic e vus endatais quai code in a gada en vies conto AGOV, contongis vus AGOV AQ200. Se vus mussais vossa carta da legitimazione con dia ufficiala en in telefonat con video, tiella posta svizzera, ni tier in spurtegl cantonal, contongis vus AGOV AQ300. Se vus ajuntais anche il numero AVS e il conto AGOV, che ven automaticamente verificaus ensemen con vossas personalias, se contongis vus AGOV AQ400. La futura EID statala l'ha diventà obsolets tut quel spas per migliorare la qualità. Ella porta in AGOV 500 e può venir duvrada in AGOV direttamente per logins. Per finì, l'hai nus anche mirà
Tgei che vus stueis fa, se vus avais negin access pli sin vossa identitad AGOV, per quai che vus avais bo pli a disposiziun vies telefonin. In quai cas discorrin nus dil scinum nau recovery. Nus differenziain ils cas che lubeschan in recovery e il autoservetsch e quels cas che drovan sustain tras il servetsch AGOV support. Il è adina possibile ad acceder in identitad AGOV dalla pli bassa identitad, pia AGOV AQ100 e il autoservetsch, supponiu che vus ricevis a un cadina posta elettronica che ve intermessa a vossa adressa e-mail che vus avais duvrau per vies AGOV. Recovery e il autoservetsch era adina possibile se vus possedis in secund smartphone e se vus avais colligiau un FIDO token supplementar con vossa identitad AGOV. Vus pudais nun nadamain colligiar directamain via smartphone niev con vossa identitad AGOV. Nus regurdain, la situazione de partenza fos ch'ins aves bo pli a disposiziun il smartphone principal. Els auters cas arvis vus el portal d'AG d'AGOV in ticket da sustain. Sil suenter venis vus envidai da lanciar il process de recovery dat AGOV online, el qual vus registrais vies niev smartphone e vus mussais aunc inagada vossa carta de legitimaziun cun dia. Quai scodetsch per telefonata video, ni tier la posta svizra, ni tier spurtels specifics tier certs cantuns. Con l'uvres e con l'uvreres da AGOV support controleschan il resultat. Se quel hai positivs, se vein vies niev smartphone collegiaus con vossa identitad AGOV che vus avevas bo access ed il vel smartphone vein allontanaus. AGOV è alla fase de realizaziun e vein ad esser disponibels con identitats nativas AGOV navend il janer 2024. Furniturs d'identitats tiarts vegnan sil suenter ajuntai pass per pass. Sciglaiti, scola futura e ID statala è disponibile, vein quella acceptada da AGOV sco document d'identitat pigli access direct.